Rientriamo in questo studio ideale dedicato ad Altivole, lo abbiamo preso come comune esempio del tanto lavoro che fa il Veneto nel campo anche della solidarietà. Non potevamo non incontrare il gruppo Alpini allora, in ogni territorio ce n'è uno, in ogni territorio ci sono tanti alpini che si danno da fare e in questo caso incontriamo Roberto Zuccolotto che è capogruppo ovviamente. Il gruppo Alpini di Altivole. Raccontiamo qualche iniziativa, qualche attività. Abbiamo un nostro socio che da una situazione familiare che ha avuto un po' particolare ha deciso di dedicarsi al Kenya, a una missione in Kenya dove sta costruendo un ospedale. Noi lo aiutiamo cercando di organizzare qualche pranzo, qualche gita sociale dove abbiamo un piccolo ricavato e andiamo sempre con l'intento di aiutare queste iniziative che sappiamo che sono fondamentali. Dico Via di Natale ad esempio. La Via di Natale, l'Advar di Treviso, abbiamo i servi dei poveri del terzo mondo, cioè cerchiamo di essere solidali. Abbiamo avuto l'anno scorso, siamo riusciti a raccogliere quasi 3.000 euro di fondi per devolvere sia per la tromba d'aria di Vallà, per il terremoto dell'Abruzzo, cioè cerchiamo di renderci utili per quello che sono le esigenze che oggigiorno insomma, vengono richieste. Ecco, a fine ottobre una gita speciale, no? Speciale, andiamo a recuperare, andiamo a onorare diciamo, i resti di un nostro soldato, un nostro concittadino di Altivole, organizzandoci a livello di raggruppamento con il gruppo Alpini di Asolo che fa parte del nostro 20° raggruppamento, il gruppo Alpini di Caselle e di San Vito perché siamo 3 gruppi del comune di Altivole, assieme dicevo ad Asolo andiamo a fare questa gita, questa uscita a Mark Trek dove abbiamo una delegazione di soldati austriaci che ci sta aspettando assieme alla Croce Nera e andiamo appunto a onorare in questo cimitero militare questo nostro cittadino che è deceduto nella Prima Guerra Mondiale. Una scoperta recente? È una scoperta recente che una persona si è interessata e è riuscito a trovare questa cosa. E poi andremo a fare una visita a Mauthausen perché sicuramente penso sia una cosa doverosa e così anche questo è un modo secondo me importante per portare a conoscenza anche i più giovani perché anche noi con i bambini cerchiamo di dare un esempio di cosa si può fare e di cosa hanno fatto soprattutto gli alpini prima del nostro evento. Ecco. Grazie Roberto, quindi Alpini per l'educazione civica, grazie davvero, noi ci fermiamo qui, ci fermiamo per questa prima parte di Cronache Trevigiane, nella seconda ve lo ricordo ancora, Luca Zaia, Presidente della Regione, sarà ai nostri microfoni, a tra poco. L'appuntamento del 3 ottobre con il gemellaggio tra la strada del Radicchio Rosso di Treviso e la strada del Riso Vialone Nano IGP. Ti aspettiamo alla 44esima Fiera del Riso, Isola della Scala, Verona. Non perdere l'appuntamento del 3 ottobre con il gemellaggio tra la strada del Radicchio Rosso di Treviso e la strada del Riso Vialone Nano IGP. Ti aspettiamo alla 44esima Fiera del Riso, Isola della Scala, Verona. E come promesso rientriamo in questo studio ideale per questa seconda parte di Cronache Trevigiane. Siamo ancora in quel di Altivole per raccontarvi una giornata tipo di un comune che vuole festeggiare il proprio associazionismo e di una squadra, in questo caso di calcio, ma a noi interessa il concetto dello sport e del costruire insieme. Quest'oggi viene dato un pezzo importante per voi, uno spogliatoio nuovo, dei lavori ai campi e questo lo si fa anche per i bambini del comune di Altivole. Abbiamo circa 250 ragazzi fra bambini e adulti che praticano questo sport ad Altivole assieme e in collaborazione col comune di Maser che da qualche anno portiamo avanti appunto queste squadre. Infatti anche la novità, il Tivolese Maser adesso si chiama. Certo, si chiama Altivolese Maser, una collaborazione che dura da qualche anno. Presidente, quest'oggi abbiamo vissuto anche un ricordo con il posizionamento di una targa a una figura importante per l'Attivolese che non c'è più da circa un anno, mi riferisco a Lino Merlo. Lino Merlo, sì, come dici, scomparso da circa un anno, è per noi una grande perdita per tutto l'impegno e il modo, il comportamento, il suo
essere in questo caso non solo per quanto riguarda il calcio, ma per quanto riguarda un esempio di vita, insomma. Ecco, proprio un esempio per chi si avvicina all'associazionismo. Oggi per fortuna ad Altivole vediamo che c'è tanto sviluppo in tal senso, ci sono persone che si danno agli altri, che fanno qualcosa per gli altri. Sì, diciamo che è sempre più difficile che ci siano persone che collaborano, che aiutano. Possiamo dire di essere abbastanza fortunati in questo senso. Presidente Visintin, grazie allora per questa testimonianza. Grazie a voi. Allora noi ci fermiamo qui, anzi saluto con la solita stretta di mano di Cronache Trevigiane, un servizio di cronache, poi andiamo verso questa intervista con il Presidente di Regione Veneto Luca Zaia, tra poco. È entrato in vigore il nuovo sistema di bigliettazione della compagnia La Marca. Movimarca, questo è il nome della card elettronica che sostituisce il vecchio abbonamento, è una vera rivoluzione. Abbiamo incontrato il presidente della società, Mario Piovesan. Partiamo con una tecnologia nuova, una tecnologia che dovrà essere collaudata a livello regionale in modo che un cliente qualsiasi possa viaggiare su tutti i mezzi di trasporto con un unico biglietto. Abbiamo allora chiesto al direttore Darolt delucidazioni sul funzionamento di questa nuova tessera. Apparentemente è una normale carta di plastica, ma contiene al suo interno un dispositivo, un microchip intelligente dove sono contenuti tutti i dati dei nostri clienti. I vecchi biglietti invece, i biglietti cartacei, continueranno a rimanere in vigore perché il sistema prevede diverse fasi di attuazione. Al momento infatti il sistema entra in vigore per gli abbonati che rappresentano circa l'80% dell'utenza per poi estendersi in futuro a tutti i viaggiatori. Si tratta di un grosso sforzo organizzativo ed economico. È un investimento molto importante, sono circa 2,5 milioni di euro che noi abbiamo messo sul piatto con un piccolo contributo da parte anche della Regione e porterà tutti i nostri clienti a parità del resto del Nord Italia. Con il nuovo sistema l'azienda potrà monitorare i flussi di viaggio, incrementando così i servizi e migliorando il rapporto con l'utente finale. Tra le varie operazioni in essere, la marca sta investendo molto anche sull'informazione. Sono già partite infatti le lettere destinate a tutti gli abbonati. Ci siamo anche avvalsi di spot televisivi, di spot radiofonici che continueranno in queste settimane ad essere ripetuti. E poi abbiamo strutturato una informazione molto capillare nel nostro sito, nel sito di La Marca, oltre a fare un'informazione cartacea che è disponibile presso tutte le nostre biglietterie nel momento in cui il potenziale cliente si reca per dotarsi dell'abbonamento o per rinnovare il precedente. E poi anche un'informazione sempre cartacea che è presente su tutti i nostri autobus. Scena 2, terza. Il progetto di Movimarca è solo l'ultima delle novità messe in campo dalla società che sta investendo anche sulla qualità della vita. In totale noi abbiamo in servizio 235 mezzi, dei quali 50 arrivati negli ultimi 2 anni, con un impegno di spesa importante da parte della nostra azienda. Sono stati circa 12,5 milioni di euro che noi abbiamo pagato cash, con i soldi nostri, senza nessun contributo da parte della Regione. I 50 nuovi mezzi sono Euro 5, ovvero bus ecologici, e per quelli vecchi dismessi è attivo un progetto solidale. Con la provincia di Treviso e la Regione Veneto abbiamo istituito un progetto con delle associazioni umanitarie del nostro territorio e portiamo questi autobus in Africa. Movimarca, con un piccolo gesto sei un grande.